L'ONU ha dichiarato, cioè su tutte le prime pagine anche oggi, la carne rossa cancerogeno, perlomeno a pericolo cancro. Lei cosa ne pensa? Ma penso che è ciclica sta roba, no? Cioè? Lo scandalo sulle carni ogni tanto viene fuori, precipita il consumo, poi paghiamo soldi per le campagne di promozione del consumo e si torna su così. Mm, Abbiamo visto vacca pazza, abbiamo visto l'aviaria, adesso c'è questa novità. mm, Posso dire, mm. penso che mangiare tanta carne non faccia bene, no? Sì, Ma soprattutto non fa bene in una società come la nostra dove ci si muove poco, diciamolo fino in fondo. ecco. Però è altrettanto vero che la dieta che abbiamo noi, che è variegata, dimostra insomma che non abbiamo una età media di 82 anni e 3 mesi, penso che sia la dimostrazione che non è che sbagliamo tante cose, poi c'è una buona sanità, per carità bisogna fare la prevenzione. Poi ovvio che se uno mi dice che la carne affumicata Mm. alla formaldeide, si creano prodotti cancerogeni nella fumicatura, cioè non è che serve l'OMS per dirlo, però tutto fa male a questo punto, no? Sì, sì. Cioè fa male anche la marmellata perché comunque è un'ipercottura e per cui c'è il rischio che se fa male farsi i pomodori in casa perché c'è il rischio infinitesimale che ci sia il botulino e avanti così, però cioè, vabbè. Però non farei questo allarmismo, No, fra l'altro gettare una notizia del genere da parte di una comunità internazionale così importante come l'OMS senza i dovuti paracadute sì. significa mettere in ginocchio i nostri Ecco, produttori e disorientare economia. i consumatori. Perché prima aveva cominciato Veronesi, poi c'è stato l'ONU, adesso l'OMS, insomma, si continua a parlare di questo, no? Per questo motivo.